sul castello di Marmilla e sulla civiltà rurale del Regno di Arborea tra il basso medioevo e l'età moderna. Il comitato scientifico storico del CNR, dal dottor Giorgio Murru, archeologo, e dalla sottoscritta. Il centro è frutto di un protocollo d'intesa fra l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISEM-CNR, allora diretto dal professor Francesco Cesare Casula, il comune di Las Plasas, sindaco Paolo Melis, ed è stato firmato nel maggio del 2006. Il 6 maggio del 2011 è stato firmato a San Luri il protocollo d'intesa fra l'Istituto di Storia d'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sempre ISEM-CNR, diretto dal professor Luca Codignola Bo, il comune di Las Plasas, commissario straordinario ingegner Giorgio Pittau, e la provincia del Medio Campidano, presidente Fulvio Tocco. Il centro nasce con la finalità di studiare il territorio di Las Plasas e della Marmilla e di divulgare i risultati della ricerca attraverso un'efficace attività di animazione culturale e di comunicazione. L'intenzione di valorizzare il castello inizia nel 2000, quando furono effettuati i lavori di restauro di parte dei perimetrali del mastio. Nel 2007 l'amministrazione comunale dette avvio alla prima campagna di scavo archeologico all'interno del castello. I lavori furono eseguiti dalla sottoscritta e dal collega Giorgio Murru. L'indagine ha permesso di riconoscere almeno 3 fasi cronologiche e ha restituito materiali ceramici di notevole interesse. Questo è dal cortile, i vari ambienti che si dispongono a U intorno alla corte centrale. Tali materiali provengono dallo scavo di un butto o immondezzaio di epoca medievale, contenuto all'interno di una struttura semicircolare di difficile interpretazione, addossata alla torre di pianta quadrangolare. I materiali del butto del castello di Las Plasas, tutti i materiali sono stati studiati dalla dottoressa Carrada. L'arco cronologico delle ceramiche rivestite è riferibile tra la metà del XIV e il XV secolo. Stessa struttura, contenente un butto, è stata indagata archeologicamente dalla dottoressa Carrada nel 1992 all'interno del castello di Monreale. Alcuni dei materiali rinvenuti nel butto sono oggi esposti nel Museo Villa Abbas a Sardara. Altre immagini del butto. Dal 2006 ad oggi il Centro di Documentazione e il Comune di Las Plasas lavorano intensamente per l'apertura del nuovo polo museale, MUDA, Museo Multimediale del Regno d'Arborea, presso Casa Diana, all'interno del quale viene raccontata la vita durante il Regno arborense e trovano collocazione i materiali suscitati. Altro obiettivo del centro di documentazione è quello di voler essere un laboratorio didattico permanente, in continua evoluzione, accogliendo gli studiosi di diverse discipline, in modo da poter studiare i diversi aspetti culturali del territorio. Attualmente collaborano con il centro specialisti di livello internazionale e nazionale, quali ricercatori e borsisti del CNR, specialisti afferenti all'Università di Cagliari e studiosi locali. Concludo augurando che quella linea che univa in passato i 2 castelli arborensi, linea non solo di confine ma anche identitaria, possa tutt'oggi portarci a lavorare insieme per una valorizzazione comune sia del territorio che della cultura della provincia del Medio Campidano. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Aucheddu. Come si è potuto evincere da quello che ha detto, si è potuto evincere l'importanza dei 2 castelli, Monreale e Las Plasas. Quello di Monreale è utilizzato non solo per fini militari ma anche per fini commerciali e residenziali. Visto che è stato trattato anche l'argomento del castello di Las Plasas, saluto la delegazione del comune di Las Plasas con il sindaco e i consiglieri. E saluto anche gli amici di San Luri che ci hanno dato questa opportunità. Adesso chiamo in causa l'ingegner Bordicchia, che è il direttore dei lavori di scavo e di restauro del castello. Prego. Grazie. Si sente? Questo funziona, sì? Sì, funziona. Va bene.
Praticamente il castello di Monreale è inserito, come è noto, in un territorio particolarmente ricco di castelli. Abbiamo appunto Las Plasas, come diceva la dottoressa Uccheddu, il castello di Vilamarra, anche se ormai ridotto a pochi ruderi, San Luri e infine il nostro Monreale. Il territorio del castello è situato nel territorio di Sardara, in prossimità di San Luri e San Gavino, e svetta su una collina a forma pressoché conica, occupando il punto dal quale si ha la più ampia visuale del territorio circostante. Le risorse naturali presenti nel compendio, essenze arboree pregiate, fauna, l'orografia, insieme a numerose persistenze archeologiche, sentieri storici, miniere abbandonate, costituiscono un incomparabile patrimonio storico-naturalistico. Per esempio, pochi sanno che qui nasce la quercia cocifera o quercia nana. Praticamente, come vedete, il castello nel territorio sono presenti le terme di Sardara, le miniere e ovviamente l'abitato di Sardara. E questo è un particolare, del borgo, da cui è visibile l'accesso, con la lettera D, la strada che dalle terme, poi va bene il mastio ovviamente, il borgo, la chiesetta fuori dalle mura, che è seppellita da un cumulo di macerie, e poi abbiamo gli ingressi e la strada di bonifica che passa sotto il colle. Questo praticamente è una planimetria di dettaglio dell'intero borgo. Praticamente ci sono la cortina muraria che è contornata da 7 torri, alcune che sono praticamente messe nei punti strategici. Qui in fondo abbiamo la cisterna e poi questi sono gli ingressi, lato Sardara e lato San Gavino. Quindi la cinta muraria delinea un pentagono irregolare, come abbiamo visto, che è questo, intervallato, come abbiamo detto, dalle 7 torri. Le mura dell'intero complesso fortificato, comprendente il borgo, hanno un perimetro di 940 metri e racchiudono una superficie di 46.000 metri quadri, quindi 4,6 ettari. In corrispondenza del vertice meridionale abbiamo visto è situato il cassero o mastio. Le quote altimetriche vanno da 185 metri sul livello del mare ai piedi della cisterna che abbiamo visto, a 275 metri nel punto più alto del pavimento del mastio, determinando quindi un dislivello di circa 90 metri. Le strutture abitative sono divise in 2 nuclei, il mastio, situato sulla sommità della collina più alta, e il borgo, che si estende sulle pendici della stessa collina. Il borgo è attraversato da un confluvio al piede del quale è situata la cisterna, che è questa qui. Si vede? Sì. E infine gli ingressi, come abbiamo visto, sono 2, praticamente il primo lato San Gavino e il secondo lato Sardara, quello da cui si entra in macchina. Questa è una planimetria catastale che appunto identifica la superficie come in 46.000 metri quadri, che coincide praticamente col volo aerofotogrammetrico. L'intera area racchiusa dalle mura appartiene al comune di Sardara. Questo è una cosa importante perché ho sentito che ci sono qualcuno che dice il contrario, invece no, il catasto parla chiaro. Questo è il mastio. Lo spazio interno è circa 720 metri quadrati ed è ripartito in 3 settori. Il centrale è il cortile, nel quale sono comprese delle cisterne.